Rispondere al code 272 è l'imperativo categorico di una Roma calcio 8 che deve ancora fare a meno del suo top player Klaus Seferi, ma che ha bisogno di punti per la lotta ai playoff. Dal canto suo la Pisana può dirsi sicura di poter proseguire la stagione, ma deve difendere il terzo posto insidiato da Testaccio e Peperino rispettivamente a -1 e a -2. Amici di Fanner, buonasera dalla Stella Azzurra, è la 28ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8, benvenuti a Roma Calcio 8 GSA Pisana Calcio 8. Eccolo il tiro dalla distanza, sorpreso De Bernardo, subito vantaggio della Roma con Daniele Zullo, ci ha provato 2 volte e la seconda ha fatto centro Zullo per l'1-0 della Roma Calcio 8. Si passa per Andrea Cesaro, pallone al centro verso Ammassari che prova a piazzare a giro, traiettoria di poco fuori ma c'è stata deviazione e calcio d'angolo. Ammassari in area di rigore, Murato il tiro, ancora Ammassari, stavolta la mette all'incrocio ed è il pareggio della Pisana. 1-1 segna Ruggero Ammassari, sono 25 in campionato. Vie centrali, pallone respinto, Pisapia prova a difendersi la Roma, Succi in area di rigore, Zullo si fa ipnotizzare da De Bernardo. Carnevali, eccolo il servizio, il pallone piazzato, il palo della Pisana con Cesaro. Ancora Schiavon, poi va da Carnevali. Carnevali ancora, prova a liberare il tiro, Carnevali non trattiene Gabriele ed è il vantaggio della Pisana a calcio 8. Grandissima azione e grandissima conclusione di Tiziano Carnevali, è 1-2. Dall'altra parte sempre grandissimo intervento difensivo di Pauliello che poi tenta direttamente la conclusione, ma che cosa ha fatto? Pauliello è andato prima a recuperare in difesa e poi a realizzare il gol, il ministro della difesa che si trasforma in grande attaccante ed è il 2 pari. Eccolo il servizio, poi arriva il pallone ancora dalla difesa, arriva un altro pericolo per la Pisana calcio 8, ci ha provato Alessio Oliva. Punta Schiavon che serve poi Carnevali fra 2 si libera, Carnevali ancora fa tutto da solo, poi arriva il servizio e lì a porta vuota sbaglia Andrea Ricci dopo una grandissima azione di Carnevali. Attenzione a Pisapia che trova un varco, la risposta di De Bernardo, il pallone rimane lì e la Roma calcio 8 trova il vantaggio sul respinta di De Bernardo, arriva il 3-2 fermato da Marrocco. Contropiede con Succi che rimane in possesso del pallone, il tocco di tacco per Roberto Pisapia, ma grandissimo anche l'assist di Succi che non ha tirato ma ha servito il compagno, è il 5-2, la Roma si porta a 2 gol di vantaggio nel giro di 120 secondi. Sempre Ferretti che accelera Ammassari, poi arriva il servizio per il tiro di Schiavon che gonfia la rete, gran gol quello della Pisana che accorcia nuovamente le distanze, è 4-3. Ancora per Carnevali, buona la sua corsa, una morsa di 3 giocatori a chiuderlo, fallo sul numero 5 della Pisana. Arriva il fischio dell'arbitro, parte Cesaro, va con il destro, non trattiene rotatori e Cesaro con il suo 19esimo gol in campionato regala il pareggio alla Pisana calcio 8, 21esimo ed è pareggio 4-4. Carnevali, Ammassari ancora si gira, tenta il tiro Ammassari di poco fuori, Noli che non la trattiene, Pisapia centrale, eccolo il tiro per il vantaggio della Roma calcio 8, la apre e la chiude Daniele Zullo, riesce a toccare l'incrocio dei pali per un gol fondamentale, quello del 5-4 della Roma. Indietro per Carnevali, forse c'è spazio per un'ultima azione con la Pisana, attenzione perché il pallone rimane lì, c'è un salvataggio sulla linea, ha rischiato il clamoroso 5-5 la Roma. Eccolo il triplice fischio dell'arbitro, finisce 5-4 per la Roma calcio 8, l'uomo della provvidenza è Daniele Zullo, sua la prima marcatura, sia suo soprattutto l'ultimo gol, un gol fondamentale per la Roma calcio 8 che aggancia il code